questo? Monetina, ragazzi. Cosa sarà? Cosa sarà? È Moneta. venuta fuori, moneta. Lo vedo che si è alzato ritto come non so cosa. Non è italiana, ma è bella. Amici follower, Ma soprattutto, amici, siamo qua in un nuovo video. Oggi, sprezzanti del pericolo. come si vede qua in sottofondo, siamo ritornati sul campo che abbiamo lasciato mezzo campo vuoto e vediamo se oggi sarà uguale. Siamo più fortunati. Subito col primo pezzo di lamierino. Invitiamo i padroni del campo a, per cortesia, non buttare la mirini. Mi dà un suono dove può indicare quella piccola buchina. Metto la pala, tiro su e cosa c'è? Ah, adesso l'ho visto. Una monetina, ragazzi. Tante Ecco, volte. aspetta che do una pulita. Bellissimo. 1900, un centesimo. Ah, bello. Tenuto bene, di Vittorio. Sì, un bel Vittorietto. Vittorino da un centesimo del 1900. Questo socio, tu dirai, perché mi fai questo dono? Perché mi regali questa monetina? Perché l'ho già. Ah, Nel 1900 l'ho già. Quindi io le porgo questo mio dono e le regalo, testimoni tutti i nostri amici follower, milioni di follower che ci seguono, le regalo questa monetina da un centesimo Mi sento ricco. del 1900. Mi sento molto ricco. Una monetina che ha 125 anni. Mamma mia, ho i brividi. Rabbrividiamo. Guarda socio, vieni ad inquadrarmi questo vecchio rudere proprio abbandonato. Non andare dentro però perché, sai, mi mancherebbe quello che filma. Altro suono? L'ennesimo suono. Numero 16. Penso mi stia facendo male la schiena. Sì, Sparito. come al solito. Andiamo a Ennesima scavare. spadilata. Ho fatto un'estrazione. Estratto su Bari. Ah, vedo qualcosa. La vedo io qua. Va. Sì, Socio, sì, socio. sì, sì. Vieni, Vedo vieni, qualcosa vieni, di vieni, luminoso. vieni, Sì. vieni. Vedi? Vieni. Ho in mano l'apicagnolo. Ti dico solo questo. I have in the moon, I have in the moon Ah, the apicagnolo. ah, Ok? Ok. Yes. Andiamo a pulire. Socio, Dica. oro. Oro? Oro? No, col cavolo d'oro. Non è oro. No, no. Cos'è? Non è oro. L'oro non ossida. Non Ah, si no, ossida. allora no, niente. no. Colpa cuore. Colpa cuore. E sai cosa Meglio facciamo? di uno schiaffo in faccia. Esatto, così. E sai cosa facciamo? Cosa diciamo? Cosa diciamo? Questo, amici follower, e soprattutto Amici. ve lo dedichiamo a voi che ci seguite, numerosi. Mua, grazie. Sapete amici cosa sto facendo? Cosa sta facendo? Nulla, ma mi piace un sacco. Sta arietta socio. Sta molto meglio. Allora, niente, ancora qua. L'ho in mano. L'ho in mano? Questa parola l'ho in mano. Sì, l'ho in mano, che devo farci? Socio, De soce? De De socio. Un attimo che la spalo. Cosa sarà? Cosa sarà? Monetina? Sì. Che monetina è? E monetina fu. Allora, monetina ragazzi, andiamo a vedere. 5 centesimi spiga. No, 5, 10. No, leggo. 5. 5? Se lei Ah, legge sì? 10, moltiplica i pani, i pesci e anche gli Sì, lire. adesso avevo detto 10. Lei mi cambi la telecamera? Sì, meglio. Pronti? Via. Ora, vedi? 5 centesimi spiga. Adesso lei mi legge anche l'anno, vero? 1920. No, non riesco a E vedere. poi non si no, capisce. Bello però, è tenuto Sì, bene, dai. glielo giro. Subito, eccolo qua. A breve faremo anche un video. Questo grande breve. È Ragazzi, un breve lungo. Allora, finché il tempo ci permette, veniamo a spazzolare. Quando magari il tempo sarà ostile, ci fermiamo. Forza dottore con queste manine. Sì. Deve essere lì. Oh la madoscola, socio. Deve sento che ha una. Mi sta prendendo l'asma. Sì. Monetozza ma enorme, Monetozza enorme. Scopriamolo Ma piano. che bella. Piano. Ma enorme. Questa è grande, Questa è grande. Un piatto di moneta. Ragazzi, questa è grande. Questa? Spero non Bella. sia liscia. No, ma sono Bella. 10 centesimi. Che bella, cavolo. Yes. E qui Posso? parte la musica! Ragazzi, 10 centesimi, Che bella. Porca miseria. È tenuta benissimo. Colpaccione, ragazzi. Ma bellissima. Colpaccione, Guarda. i brividi. Ah, sì, ho i brividi. Ragazzi, mai trovata, Cioè 10 Bellissima. centesimi così, mai trovati. In sto stato qua, bellissima. Ragazzi, faccio guardami la data, parti 1800, eccolo qua, 1866. Ah sì, eccola qua. 10 centesimi di Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele, re d'Italia. Bello. Ragazzi, qua ci sta
un bel colpaccione! Colpaccione! Bellissima, bellissima, veramente, va. Avere perso una monetina del genere qua, sì, cioè, trovarla è ancora, sento ancora le righe. Ragazzi, cosa vi perdete se non vi iscrivete al nostro canale? Guardate che roba! Iscrivetevi, non vi costa nulla e vi divertite! Salutiamo gli amici follower che ci seguono anche da lassù. Attenzione che hai un moscerino. Sì. Cosa mi hai trovato? Ah, che bello, socio. Di carattere storico. Un pomello. Che bello. Questo era un vecchio pomello di un mobile, vedi? Sì. Incastonato così. Incastonato, lavitato. E incastoghitato. Bello questo qua. Sì. Guarda, molto bello. Molto, Può servire. Sì. Se vi si rompe, vi lasciamo l'indirizzo nostro. Se vi si rompe il pomello della credenza, chiamateci che noi l'abbiamo per sostituirlo. Lì. Che colpo sicuro, va, colpo neanche... secco. Al primo colpo. Al primo colpo. Aspetta. Vedi, il primo colpo. Altra ennesima buca. Altro ennesimo scavo. E cos'è? Le orecchie di topolino. Se ciascheduno di voi, che paroloni, studiato, sa cos'è, cosa sono queste due orecchie di topolino, ovviamente ce lo dica, ce lo faccia sapere e noi ne saremo di ben lieti. Grazie. Senti che silenzio. Senti solo il rumore del point. Lo ha sicuramente. Abbiamo in mano. Socio. Questo posso anche toglierlo via. Dove è caduto? No. Ce l'hai in mano. E questo pezzo. Il famoso sigillo per i salami. No, degli alcolici. Ah, gli alcolici era? Sì. Erano per i salami alcolici. Avete mai bevuto un salame alcolico? Se non è alluminio. Cos'è? È sempre l'altro pezzo di... per la moto tua, sai? Ah, sì, mi mancava quello. Mi mancava questo pezzo qua per la moto tua. No, vabbè, sicuro che ho fame. L'ho vista io adesso, sto parlando con lei. È un po' lisciona, sì. Però una moneta. Una moneta. Aspetta che facciamo così. Guarda che incredibile perché non si legge purtroppo. Ma è bella pulita. Vero che si piega? Sì, secondo me è piombo. Un piombo. Vabbè. Amici follower, ma soprattutto amici, grazie. È un grazie enorme che vi diamo perché ci seguite in tanti. Iscrivetevi, dobbiamo arrivare a 2000. Grazie di seguirci, un abbraccione da parte di Daniele e Nicola. Cosa ci resta da dire? Che ci vediamo come al solito domenica alle 13:30 su Rete 4! Bravo! Su YouTube! Ciao! Bravo!